Il plasma iperimmune come possibile terapia anti-Covid. Il dottor Domenico Minasola, 59 anni, medico di base a Padova, a fine novembre aveva contratto la malattia, ricoverato in terapia semi-intensiva e guarito proprio grazie al plasma ed è tornato a lavorare. L'ha incontrato Dario Giordo. Il dottor Domenico Minasola, medico di base a Padova, a fine novembre ha contratto il Covid, ricoverato in terapia semi-intensiva con polmonite bilaterale nell'azienda ospedaliera del capoluogo euganeo. È stato curato col plasma iperimmune, terapia considerata compassionevole, di cui cioè non è stata ancora completata la fase di sperimentazione clinica. Dopo la prima sacca il quadro non peggiora più, tende a stabilizzarsi. Mi fanno il quarto giorno la seconda e la terza sacca di plasma. E io la notte stesso comincio a sentire dei miglioramenti, no? La vicenda del dottor Minasola aveva avuto una certa risonanza dopo che una sua foto da intubato aveva fatto il giro del web. Grave l'atto d'accusa del medico accompagnato a quell'immagine e rivolto al governo. Ci hanno lasciato soli. Ma noi non eravamo informati per affrontare questo virus. Quindi avevamo tutti quei mesi per poter organizzare il territorio in maniera più dignitosa. Il dottor Minasola ora si è completamente ristabilito, ha ripreso a lavorare e da reduce del Covid sa già cosa fare. La mia prima cosa che farò, adesso che mi sto rimettendo, è quello di donare il mio plasma. Spero che il mio plasma possa essere utile e salvare qualcuno come qualcuno mi ha salvato. Il fronte